C'è stata una sequenza impressionante durante la notte di attacchi a Postomat, 3 attacchi tra le 2:30 e le 4:20, sono stati devastati i locali, incendi, evacuazioni, ci saranno disagi per settimane. È stata veramente una sequenza impressionante di esplosioni che ha scosso la notte tra venerdì e sabato in Veneto. Sono stati attaccati 3 sportelli Postomat che sono stati fatti saltare in aria a Mogliano Veneto, Noale e Onigo di Pederobia. I colpi appunto hanno causato danni molto importanti non solo agli sportelli automatici ma anche agli edifici che li ospitano. Sembra che in tutti i casi sia la stessa banda che si muovevano a bordo di un SUV al momento le foto che sono arrivate dai vigili del fuoco sono veramente impressionanti, sembra quasi una guerra, una battaglia. E purtroppo quando succedono queste cose, oltre diciamo ai danni enormi, oltre al fatto che qualcuno potrebbe anche ferire qualcuno anche in maniera molto importante, poi viene tolta la possibilità alle varie comunità di poter utilizzare questi servizi e sappiamo che con la rarefazione che c'è stata enorme di istituto di credito e di bancomat, avere un ufficio postale funzionante è una cosa veramente importante e chissà per quante settimane ci vorranno ancora prima di poter ristrutturare gli uffici postali di queste 3 località. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8:30, 12:30, 14:30, 18:30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro. Il 22 marzo del 1848 segnò un momento storico cruciale per Venezia, la nascita della Repubblica di San Marco, un simbolo di resistenza e patriottismo nel contesto dei moti rivoluzionari che infiammarono la penisola italiana e portarono allo scoppio della prima guerra d'indipendenza. La città, insorta contro la dominazione austriaca, riuscì a mantenere l'indipendenza per poco più di un anno, ma il suo sacrificio e il suo coraggio restarono impressi nella memoria collettiva come esempio di lotta per la libertà. Questa mattina Forte Marghera è stato il cuore di una solenne celebrazione in ricordo dei patrioti veneziani caduti in quei giorni di rivolta. Nell'area del Museo delle Armi e del Sacello dei Caduti, l'assessore alla promozione del territorio Paola Marra ha preso parte alla cerimonia, esprimendo gratitudine ai lagunari, da sempre promotori di questo momento di memoria, e ad Asso Arma, che con la sua numerosa partecipazione rinnova il legame tra passato e presente. Nel suo intervento ha voluto sottolineare il ruolo fondamentale di queste associazioni nella comunità. Avete servito la patria prima, la vostra comunità ora. Il vostro impegno è un servizio indispensabile alla società civile, un aiuto concreto per le istituzioni. Vi ringrazio perché vi assumete anche la responsabilità di preservare il ricordo di quanti hanno dato la vita per il Paese. La cerimonia ha raggiunto il suo momento più solenne con il picchetto d'onore, l'alzabandiera accompagnato dal canto dell'inno nazionale e la deposizione di una corona d'alloro al Sacello dei Caduti, un gesto simbolico che rinnova ogni anno il tributo ai combattenti di Venezia. Al fianco dell'assessore Marra ha preso parte alla commemorazione anche il consigliere comunale Matteo Senno. A conclusione della giornata l'assessore Marra ha partecipato al seminario Terzo Certamen, l'evento organizzato dall'Associazione Lagunari Truppe Anfibie Alta di Mestre, consolidando ulteriormente il dialogo tra memoria storica e impegno attuale nella difesa dei valori patriottici. Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco.
Il Giro d'Italia torna a tingere di rosa le strade del Veneto e del Polesine, regalando ai suoi abitanti un evento indimenticabile. Con 4 tappe che attraverseranno la regione, il cuore pulsante della competizione sarà Rovigo, città protagonista della partenza del 23 maggio, un momento storico che riporta la corsa nel capoluogo polesano dopo 80 anni. Un'occasione unica per accendere i riflettori su un territorio di straordinaria bellezza, dove lagune, fiumi e paesaggi mozzafiato disegnano un habitat senza uguali. L'assessore regionale allo sport, Cristiano Corazzari, non nasconde il suo entusiasmo. Essere parte del comitato d'onore per questa tappa è un onore e un'emozione. Il comune di Rovigo ha voluto coinvolgere tutte le realtà del territorio per creare una sinergia che renda questo evento ancora più speciale. Sono certo che la carovana rosa sarà accolta con calore e passione dai veneti, trasformando il passaggio del Giro in una grande festa. Il Veneto e il ciclismo sono un binomio imprescindibile, strade iconiche, paesaggi spettacolari e un legame storico con il Giro d'Italia ne fanno una terra profondamente legata alle 2 ruote, un amore che si esprime non solo nella corsa ma anche nella vocazione della regione per un turismo slow, dove la bicicletta diventa il mezzo ideale per esplorare montagne, colline, laghi e mare, unendo sport e scoperta del territorio. Il 23 maggio dunque Rovigo non sarà solo una città di partenza, ma il cuore pulsante di un'intera comunità, pronta ad accogliere con entusiasmo la corsa più amata d'Italia. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Cedere un attimo la parola a Corrado per un intervento. Lui è il presidente della FIAB Verona, non so se è vicepresidente regionale, insomma comunque l'è sempre in mezzo, ok, fa parte del coordinamento, comunque quando si parla di ciclabilità Corrado c'è sempre e ci tenevo a fargli fare una parola. Ti ringrazio Elisa. Io ricordo Elisa all'inizio del suo mandato da assessore, ecco, nel primo giro, che era venuta a un convegno nostro in cui si parlava tra l'altro di promuovere la ciclabilità a livello regionale, no? Era un po' spaesata perché effettivamente l'ambito era cambiato rapidamente, no? E si trovava a dover lavorare in un ambiente molto, molto più grande di quello di un comune dove era abituato prima. Ecco, però si vedeva un piglio particolare, si vedeva una volontà di capire le cose. Adesso devo essere molto, molto sincero anche dal punto di vista proprio emotivo. Ecco. E una frase mi ha colpito tua, Elisa, diceva io non capisco granché, ma sono qua per imparare. Questo ha detto, ecco, si parla penso 2015, 2016, 2015. Ecco. Devo dire che ha imparato bene, ha imparato molto bene perché a queste parole sono seguite dei fatti molto concreti, Elisa. Ha dato un impulso fortissimo alla mobilità ciclistica regionale con interventi e con finanziamenti di grande livello, per cui veramente io ti ringrazio e non smetteremo mai di ringraziarti. Aggiungo, se posso, anche un rilievo sulla giornata di oggi. Ecco, è una delle inaugurazioni dei percorsi appunto che si sono succeduti e ci fa molto piacere. Il problema ancora da mettere a posto è quello di passare al di là dell'Adige, ecco, perché i lavori fatti oggi arrivano sulla sponda sud e ripartono dalla sponda nord. Ecco, purtroppo il tratto di attraversamento non dipende da Veneto Strade, non dipende dalla regione ma da un altro ente, pertanto il nostro auspicio è che i lavori proseguono anche per poter finalmente collegare ed arrivare anche dalla parte di là. Ecco. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc, telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un Urban Superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36.